Seconda corsa, confronto per gentleman, doppio chilometro, cavalli di 4 anni, Danny La, Dio Mayu Tatar, Diablo Dasti, Dante LZ, Dutnjaf Jet, Desiree Greppi. In seconda fila DJ Piz e Drak Suba. Lavoro in chiusura per Desiree Greppi numero 6, Nicola Del Rosso, macchina che comincia ad accelerare. Prima fila che vede soltanto 2 cavalli partire solleciti. Ed è il numero 4 Dante LZ che va in breve a condurre nei confronti numero 2 di Dio Diablo Tatar, Dasti. squalificato. La squalifica per Dio Maiuta, e all'esterno vediamo la progressione di Drak Suba dopo i primi 200 metri completati in 15,4. Drak Suba avanza con decisione, si porta a ridosso di Dante LZ. A contatto rimane Diablo Dasti, poi lungo la corda in terza posizione DJ Piz, all'esterno anche Dessidei Greppi, gli altri più discosti. 30,5 per i primi 400, situazione che non cambia dopo 600 in 46,6. Al comando è sempre Dante LZ, in seconda posizione si mantiene Diablo Dasti, davanti al numero 7 DJ Pizza, all'esterno si impegna Drak Suba e se ne va il mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1-1-9, parziale in 15,3. Si affronta la piegata. Intanto Drak Suba cerca di riportarsi sotto, trascinandosi Dessidei Greppi alla corda di DJ Piz, mentre più indietro prova a ritornare anche Danny La. Intanto il chilometro iniziale se n'è andato in 1,17,5. Siamo a un giro dalla conclusione. Situazione tattica invariata, al comando è sempre il numero 4 Dante LZ nei confronti di Diablo Dasti, all'esterno Drak Suba, 600 al palo, inizia la dritta delle scuderie con Dante LZ che ha sparato un 14,9, ora allunga ancora, prende un po' di vantaggio dai rivali, parziale in 14,6. In seconda posizione rimane Diablo Dasti, cala invece Drak Suba che si accoda in terza posizione mentre avanza all'esterno DJ Piz. Metà dell'ultima curva superato con in vantaggio Dante LZ. Quello che viene più forte centropista è DJ Piz, poi più a largo di tutti Danny La che cerca di rinvenire, ma Dante LZ ancora buon margine nel finale, controlla e vince nei confronti di DJ Piz. Terzo posto per Danny La, 1,15,8 il ragguaglio conclusivo, 59,5 per l'ultimo giro, 30 a chiudere. La vittoria è per Dante LZ, Massimiliano Michelotto, per il conto del team Holger Elert e del signor Francesco Ambrosio. Rivediamo le battute conclusive con Dante LZ che vince davvero molto nettamente in percorso di testa. Il secondo posto per DJ Piz, al terzo chiude Danny La.